Potere al popolo, potere al territorio, ancora il buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà. Siamo in diretta anche quest'oggi parlando di territorio, parlando di cronaca, con ospiti, con i vostri messaggi arrivati finora al 340-6709-659, con le ultime notizie e tutti i siti si sono aggiornati con la notizia più importante. Qual è? È quella dei dati di ascolto di Sanremo. 12,6 milioni di spettatori, guarda qua, 65,3% di share. Signori, Conti ha battuto Amadeus. Ma perché? Perché c'è dentro anche il web, quindi vengono contati anche coloro che hanno visto Sanremo attraverso telefonini, attraverso siti internet vari, quindi insomma non è leale metterci dentro anche questi dati perché quelli di Amadeus non erano inseriti. Torneremo certamente sull'argomento, ma naturalmente i vostri WhatsApp al 340-6709-659 ci stanno anche regalando un umore riguardante Sanremo importantissimo, quello per Simone Cristicchi, una sensazione molto forte, ha commosso la sua canzone dedicata alla madre malata, ma dedicata un po' a tutti gli anziani. Quando sarai piccola è la canzone in gara, dedicata a tutti coloro certamente che hanno in casa una persona debole e che va aiutata, dedicata ai caregiver, questo nome così complicato che significa semplicemente avere in famiglia qualcuno che si occupa di te, per chi ha una disabilità, per chi ha una problematica grave. Una canzone che Sammy Varin vi invita ad ascoltare, Simone Cristicchi, Quando sarai piccola. Nel frattempo ci abbiamo il Qui Parlamento, ce lo abbiamo? Non ancora, un minuto. Oh, in un minuto ragazzi, Sammy Varin fa in tempo ad accendere la macchinetta dei WhatsApp. Vediamo un po'. Un giorno si dice che Salvini è un lazzarone, deve attivarsi di più. Un altro giorno è troppo attivo. Oh signor che disco rotto, brava Clara da Sondrio. Effettivamente quest'oggi ci sono quotidiani che insomma raccontano di una sinistra spazientita per la troppa attività di Matteo Salvini, è iperattivo. Attenzione, ho parlato di sinistra. Diciamo che ce ne sono accorti da tempo anche all'interno del centrodestra, un Salvini iperattivo che preoccupa. Aspetta che lo vado a cercare questo qua, Mamma mia, eccolo qua sulla Stampa, l'attivismo del vice premier, la Stampa ha scritto vice premier, ma non se ne accorgono, chi è che fa queste titolazioni? Che irrita Meloni e Tajani, l'attivismo del vice premier che irrita Meloni e Tajani. Sempre per stare ancora sulla Stampa, visto che prima ci eravamo bloccati per questioni tecniche, non ho proprio completato. Carino è quello che ci sbatte in faccia il quotidiano La Stampa, pagina 10, guarda che migranti che ci piaccia o no. Ok, è Mattia Feltri sicuramente, però è un titolo del genere, io non lo so quanto faccia piacere, migranti che ci piaccia o no. E il fenomeno, scrive La Stampa, non è un'emergenza, ma un dato strutturale in crescita. E nell'Europa del calo demografico l'economia ne ha sempre bisogno. Sappiatelo, ascoltatori, migranti che ci piaccia o no, e questo nella pagina successiva a quella della Meloni che scrive temo l'inverno demografico avrà gravi effetti sul sistema sociale. Quindi la risposta alla Meloni che teme l'inverno demografico è migranti che ci piaccia o no. Qui Parlamento. Ma torniamo sulle notizie, quelle importanti, quelle quotidiane, quelle dai quotidiani. Fatemi salutare il senatore della Lega e segretario regionale della Lega in Sicilia, Nino Germanà. Buongiorno Nino.
Eccomi, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a chi ci ascolta da casa, Grazie. dalla radio. Grazie, sì, ormai siamo su tutte le piattaforme, sul DAB, Esatto. sul canale Esatto. 252, su Facebook, su YouTube. Siamo meglio di Sanremo, ma adesso andiamo sulla carta stampata Ma non perché cantiamo però noi. ma quasi mai, ogni tanto ci proviamo. Sono andato Beh, sulla carta stampata proprio che riguarda la Sicilia per vedere i titoli di questa mattina. E allora, bene, Gazzetta del Sud, colpo alla mafia, 181 arresti. Giornale di Sicilia, colpo alla tecnomafia, telefonini criptati facilmente introdotti in carcere, armi acquistate sul dark web, Cosa Nostra è ormai entrata nell'era digitale, vecchi e nuovi boss tra i 181 arrestati. La Sicilia, la mafia dentro. E insomma, parliamo di questa maxi operazione delle forze dell'ordine a Palermo con oltre 180 arresti tra boss e uomini d'onore. Ti chiedo, Nino Germanà, il significato che dai a questa operazione. ma ormai non parliamo di una mafia soltanto siciliana, ma parliamo di mafie più in generale, perché diciamo sono delinquenze che sono spalmate purtroppo su tutto il territorio nazionale. Questo lo voglio sottolineare perché la Sicilia, grazie al sangue versato, soprattutto da Falcone e da Borsellino e da tanti uomini delle forze dell'ordine, ha fatto un salto in avanti. Diciamo, quella è stata una batosta alla mafia irreversibile. Mai abbassare la guardia, e lo Stato non abbassa mai la guardia, e questi sono i risultati. Quindi ieri abbiamo gioito, abbiamo fatto un plauso alle forze dell'ordine di Palermo per questa eccezionale operazione che ha disposto fermi, arresti per quasi 200 persone, boss, colonnelli, uomini di onore, uomini di disonore, direi io più che d'onore. Quindi una grande risposta dello Stato contro la criminalità organizzata. È vero, non ci si arrende, anche se ormai, come scrive il giornale di Sicilia, c'è la tecnomafia e quindi utilizzando dispositivi particolari, mini telefonini che addirittura riescono a entrare in carcere, oltre alla droga naturalmente, riescono a tenersi in contatto come se fossero in libertà. E anche qua a tecnologia bisogna forse rispondere con altrettanta tecnologia. Però le delinquenze si attrezzano con questi strumenti, ma è chiaro che nel 2025 ormai è chiaro che pensare di raggirare le forze dell'ordine e lo Stato è davvero da sciocchi. Quindi le mafie forse un tempo erano più forti proprio perché non c'erano tutti questi strumenti, queste tecnologie che giorno dopo giorno contrastano la criminalità organizzata. Quindi lo Stato è attrezzato, le forze dell'ordine sono attrezzate di strumenti, dotate di strumenti eccezionali, cerchiamo di fare sempre meglio. Assolutamente sì, e questo governo, come vedete, i risultati ce li ha. A proposito di questo governo, tu fai parte di un comitato che si chiama Ponte e Libertà, e stiamo parlando naturalmente del ponte di Messina. Ci sono zone in cui il tifo è veramente forte per questo ponte, il ponte sullo stretto, hai dichiarato tu, è la chiave che risolverà i problemi della Sicilia. E noi qui al nord lo diciamo chiaramente che è un qualche cosa che serve a tutta l'Italia, Ma non certamente c'è dubbio. serve a far lavorare poi tutta l'Italia, e molte industrie sono anche del nord che lavoreranno, ma è un qualcosa di importanza incommensurabile per la Sicilia, per la Calabria, per i Ma collegamenti, o qui si no? aggancia, scusami se ti interrompo, qui si aggancia proprio con la lungimiranza del nostro leader di Matteo Salvini, che ha voluto dare un volto alla Lega, un partito che era nato per difendere gli interessi soltanto di una parte del paese. Lui da grande leader ha fatto un partito ha immaginato un partito, quello che oggi è un partito nazionale, perché si rende conto benissimo, e qui si aggancia il discorso del ponte, che non ci può essere un paese che corre a due velocità. Un paese va bene quando il nord va come il sud va come il nord. Un paese unito che devono, anche perché siamo tutti quanti italiani, anche noi siciliani, Emilio. siamo isolani ma non vogliamo essere isolati, perché questo costo di insularità
ci costa 6 miliardi e mezzo l'anno, 6 miliardi e mezzo l'anno. Ecco, fermiamoci un attimo su questo. 6 miliardi e mezzo l'anno sono i costi che noi paghiamo di insularità. Significa che in 2 anni ci siamo ripagati l'opera, che ne costa 14. L'opera ne costa 14 con tutte le opere di compensazione, chiamate così. Quindi noi in 2 anni, cioè, questo significa che in 2 anni ci ripaghiamo l'opera e che se avessimo fatto, se il ponte fosse già partito nel lontano 2012, quando venne liquidata la società Stretto di Messina, quanti anni sono passati? Cavolo. 12, 13? 6 miliardi per 13 quanto fa? Mamma mia. Cioè, Mamma mia. saremmo andati molto molto oltre. Ma il ponte, dico io, per me è una battaglia, una scommessa, perché ci sono anche un parlamentare può intraprendere diverse battaglie, questa forse è la più difficile. Potrei anche pagarne le conseguenze, ma ci metto la faccia, ci ho messo la faccia all'inizio, lo farò fino all'ultimo momento. Il ponte, secondo me, per un sud che viaggia a una velocità molto ridotta rispetto al nord, perché abbiamo carenze infrastrutturali e perché siamo in materia di infrastrutture siamo 20 anni indietro rispetto al resto del paese, il ponte è l'unica opera shock che ci può fare recuperare in un attimo questo gap infrastrutturale. Puoi fare autostrade belle, ferrovie belle, strade che funzionano, interne, provinciali, strade statali, ma se non c'è un'opera che ti fa recuperare tutto il tempo perduto, resteremo sempre indietro, perché c'è un nord che corre sempre più veloce. E allora per me il ponte è la chiave di tutto. Io in maniera provocatoria sono stato travolto da critiche anche questi ultimi giorni, ho detto che il ponte serve prima di ogni altra cosa e lo confermo. Ma hanno estrapolato i giornalisti faziosi soltanto una frase del mio intervento, perché non mi hanno fatto completare o hanno estrapolato la frase, perché io volevo dire il ponte serve prima di ogni altra cosa, perché attraverso il ponte come grande attrattore, riusciremo a sistemare, attrattore di investimenti pubblici e privati, riusciremo ad avere, a realizzare e a completare tante incompiute che ci sono in Sicilia. Ecco, questa era la chiave di lettura. Solo uno stupido può pensare che il ponte può essere più importante di un ospedale, ma noi abbiamo gli ospedali in Sicilia e abbiamo anche, devo dire, anche una buona sanità, non tutto va male, poi ci sono delle criticità, certo, abbiamo le autostrade e se questo qua voglio fare apro e chiudo parentesi, se noi abbiamo completato l'autostrada Messina-Palermo 20 anni fa sotto il nostro governo di centrodestra, siamo riusciti a completarla, a trovare i fondi per gli ultimi 4 lotti che mancavano grazie all'inserimento del ponte che chiudeva il corridoio Berlino-Palermo. Inserendo il ponte 20 anni fa nel corridoio Berlino-Palermo trovammo i soldi per completare l'autostrada Messina-Palermo che 20 anni fa non c'era. Quindi noi già 20 anni fa abbiamo beneficiato di un'opera che ancora non esiste. E da quando si parla di ponte, dall'inizio di questa legislatura, perché Matteo Salvini ha fatto una battaglia intelligentissima, la Sicilia e la Calabria e il Mezzogiorno ne sta già beneficiando in termini di investimenti. Soltanto voglio ricordare il gruppo Ferrovie dello Stato che ha un piano di investimenti per la Sicilia e per la Calabria di 60 miliardi, una cosa mai vista. E di questi 60 miliardi già 30 sono stanziati e i cantieri sono avviati. E che cavolo. Riusciremo a portare l'alta capacità, non chiamiamolo alta velocità, se no qualcuno si può, l'alta capacità in Sicilia, perché il treno dell'alta velocità, i vagoni dell'alta velocità, non è scomponibile come gli altri, quindi non si può arrivare a 300 km all'ora a Reggio Calabria, a Villa San Giovanni, per poi fermarsi 2 ore lì. Intanto non è scomponibile, quindi se non si fa l'attraversamento stabile dello stretto, l'alta capacità, alta velocità non arriverà mai in Sicilia. Chiaro. Quindi se dobbiamo essere competitivi abbiamo bisogno di sentirci italiani competitivi. Chiaro. Noi. E io ti ringrazio Nino Germanà perché tu rappresenti l'entusiasmo per questo ponte, opera shock come hai detto bene. Opera shock. E io invito i nostri ascoltatori a seguirti anche e soprattutto attraverso il comitato Ponte e Libertà, Grazie, che è un termine che ci piace molto visto che noi ci chiamiamo Radio Libertà. Grazie Nino, buon lavoro. Grazie a voi, a presto, grazie. Qui Parlamento.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e ciao a te Sammy, grazie ancora per avermi dato questa possibilità. Disincanto è il mio nuovo inedito. Parla di una delusione d'amore, ma anche, soprattutto, una delusione umana. È incredibile alle volte, anche amando, senza ferire una persona, doversi capacitare che quella stessa persona non farà mai lo stesso per te. E quindi la cosa migliore da fare è lasciare andare e continuare a crescere, a far evolvere la propria persona. Vi auguro un buon ascolto e grazie ancora a Radio Libertà. Non mi chiedo più perché se esiste mai esiste un se. Solo tolto e dato mai. È meglio se tu te ne vai. È meglio se tu te ne vai. Cicatrici nei sorrisi. Non vedevo. Ero cieco e gioca pure, sai, davanti ai miei occhi, come già fai. Ascolterò i miei pensieri e coprirò i tuoi rumori segreti. E apro gli occhi con disincanto. Ero già stanco, ma non volevo credere che non fossi niente per te. Non voglio il tuo spazio, cedilo all'altro. Ti vedo per quello che sei, ormai non sei più affari miei. Stiamo senta, chi ci tiene uno modo trova sempre. Stiamo senta, tutte le ho perso tempo sulla venda. Ora so difendermi, merito più di così. Sbagliato non sono stato mai, le tue paure ha fatto guai. Mi son preso il tuo peso, ora prendi, telo indietro e gioca pure, sai, davanti ai miei occhi, come già fai. Sorrido già più di ieri, non vali più i miei pensieri, non c'eri. E apro gli occhi con disincanto. Vi possa dare la sensazione che siamo circondati da bisogni, da problemi, da complessità, ma che insieme possiamo provare a fare qualcosa. Miei, si chiama Janua, scritto con la J, Janua se volete, un po' latineggiante, però lì c'era un'altra, è scritto in modo diverso ragazzi, cosa facciamo queste apparizioni, sparizioni? Disincanto, le persone ci sorridono, sembrano starci accanto, ma all'improvviso basta una presa di posizione diversa da loro ed ecco che manifestano il lato più oscuro. Da meditare, quasi fosse una poesia questa canzone di Janua con la J, ma a proposito di poesie, fammi passare qualche minuto con un poeta vero. Siamo collegati con La Spezia, un 24enne giovane ma con già molti premi e riconoscimenti lì sul tavolo. Abbiamo con noi Francesco Vito Ciaravino. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie mille. E grazie a te per essere con noi in questa giornata con un Sanremo appena cominciato e ne abbiamo sentite di canzoni strane, ma qualcuna per fortuna, come dicevamo, anche molto molto profonda. E tu come profondità ci freghi tutti perché hai pubblicato
Il geco e il girasole, signori, un libro di poesie che ci sembra di parlare di che siamo nel 2025, un libro di poesie. Sì, magari poesie d'amore, l'amore osservato e cantato nelle sue diverse fasi, nelle sue variegate manifestazioni, dalla passione sfrenata che c'è nell'innamoramento all'inizio, fino poi purtroppo alle incomprensioni, le tante domande senza risposta. Signori, questo è un libro che riguarda tutti noi perché, perché la nostra vita sicuramente ha passato queste fasi, ma lo lascio raccontare a te Francesco perché hai soltanto 24 anni, ma stai raccontando sensazioni che riguardano chiunque. Racconta Francesco il tuo libro, Il geco e il girasole. Ma innanzitutto ti ringrazio per questa bellissima introduzione che mi hai fatto e insomma ne sono molto felice, ti ringrazio. Sì, Il geco e il girasole effettivamente è una storia, che parla a tutti credo. Sicuramente è più, improntata verso un pubblico giovane, ma come giustamente dicevi, più in generale i problemi d'amore riguardano sempre un po' tutti e sempre tutte, le fasce d'età. È un libro che, nasce in realtà, all'inizio come un regalo per una persona, ma poi successivamente si era aperta questa finestra editoriale, allora poi ne è nato un qualcosa, affinché chiunque si potesse riconoscere. E quindi credo che, come dicevi tu, no, nel 2025 ancora la poesia in qualche modo ha senso, è giusto fare poesia? Penso di sì, perché è un'arte come tante altre, se non quella a parer mio che parla più in profondità. E quindi insomma è un modo, è un veicolo per esternare, per capirsi e soprattutto creare un dialogo anche con persone distanti, sia nel tempo che nello spazio, secondo me. Signori, quanti ne abbiamo oggi? 12. Oggi è il 12 febbraio, dopodomani è il 14, è San Valentino. Adesso io Vero, vero. non vorrei fare il venditore di pentole, perché in questo caso è un libro, però sarebbe un'idea stupenda fare una sorpresa al vostro lui o alla vostra lei regalando il libro di Francesco Vito Ciaravino, Il geco e il girasole. Allora, tra poco Francesco ci dirà come averlo in pochissime ore. Inutile dirvi con Amazon è una stupidata, ma magari andate in libreria e lo trovate. Però ho ancora due curiosità. Prima, Sì. qual è secondo te, secondo lo scrittore, la poesia più bella che ha Mh. inserito in questo libro? E non Sì. vorrei che fosse la centesima, perché signori Mh. sono 99 le liriche in questo libro, che secondo me è un pochino anche autobiografico, perché ce n'è una che manca e che è quella, che deve rimanere segreta per tutti noi, ma che hai fatto avere solo alla persona più importante. È un'affermazione, ma anche un punto interrogativo. E parallelamente ti chiedo, qual è la poesia secondo te più forte e più potente che ha inserito in questo libro, assolutamente da regalare, perché sai molte volte regalate un libro e ce l'ha già, e questo qua e sa Capita sempre, capita sempre. capita, e in questo caso non capita, signori, perché parliamo di artisti indipendenti o comunque che non sono tutti i giorni su Rai 1 al festival, e quindi è una potenza incredibile, il regalo particolare e introvabile. Trovabile sì, ma bisogna cercarlo, come fare la spesa dal contadino, signori, tutt'altra cosa che andare al supermercato. Francesco. Allora, diciamo che come diremmo noi noi al sud, ogni scarrafone è bella mamma soia, quindi giustamente, è un po' difficile chiedere quale sia la poesia più bella. Ehm, Personalmente tra quelle presenti all'interno del libro, quando mi viene fatta questa domanda dico sempre la numero 67. Le poesie non hanno ovviamente un titolo, sono numerate in modo tale che poi, come dicevi giustamente tu, il pubblico arrivi alla fine e comprenda che sono 99 e manca la centesima. Quindi, ehm, questa poesia qui, in particolare indica
questa sorta di tensione, no? Inizia proprio col verso: i tuoi passi vengono dal cielo, quindi in qualche modo proprio una sorta di distanza, di mancanza che in qualche modo non si può colmare, non si può neppure delineare in qualche misura. E per quel che riguarda la 100ª poesia, sì, è come dire, come dicevo prima e come giustamente dicevi tu, avendo una natura senz'altro autobiografica ed essendo nata all'inizio come un regalo, questa pubblicazione, affinché diciamo ci fosse ancora quel collegamento che poi inevitabilmente non ci sarebbe stato, perché poi il libro sarebbe diventato una cosa per tutti, una cosa pubblica. Ho deciso di rimuovere l'ultima poesia, che era senz'altro quella più intima e che attualmente secondo me non avrebbe delineato poi il percorso per il pubblico esterno rispetto a questa dinamica, come invece fa adesso il libro, ma comunque regalando quest'ultima poesia in qualche modo ho voluto attestare una sorta di continuazione rispetto all'origine del libro, e quindi spero che la conservi ancora, poi non sappiamo, insomma. E questo è un altro dubbio, chiaramente. Poi Tutto un dubbio, il cosa finale se del ne libro. cosa se ne fanno delle nostre poesie? Però bisogna essere ottimisti assolutamente. Sì, speriamo. Senti, regalo per San Valentino, signori, ci siamo quasi. Facciamo un regalo a sorpresa al vostro lui, alla vostra lei, al vostro innamorato, o magari a quella che ci piacerebbe fosse innamorata di noi, ma magari purtroppo non lo è. Però un libro di poesie d'amore è splendido e soprattutto ti fa aprire gli occhi su tante situazioni quotidiane che magari non guardiamo perché non abbiamo tempo. Dove troviamo il tuo libro di poesie, Il geco e il girasole? Lo trovate in tutte le librerie, anche su Amazon, insomma, che tendenzialmente è la modalità più comoda, però chiedo sempre di sostenere le piccole realtà e le piccole librerie, perché è importantissimo, sono dei punti fondamentali delle nostre città e vanno aiutate. Bravo, assolutamente. Se non avete fretta per regalo, fatevi 2 passi, andate nella libreria più vicina e fate vedere che siete ancora innamorati dell'amore ordinando il libro e il girasole di Francesco Vito Ciaravino. Chiaro, se ce lo volete per dopodomani, un girettino su Amazon e arriva forse già domani. Francesco, è stato veramente un grande piacere, veramente avere un 24enne che crede ancora nell'amore è un esempio stupendo per tutti noi, ripeto, che non abbiamo tempo, abbiamo fretta, dobbiamo correre. Fermiamoci un attimo, compriamo il tuo libro, ce lo mettiamo sul comodino e ogni sera ne leggiamo una. Grazie davvero, Francesco. Grazie a voi, siete stati gentilissimi. Vi auguro una buona, prosecuzione di programma. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Sui social sta impazzando il video di Davide Caparini, non è colpa della Sardone. Ciao a tutti. Va ora in onda Focus Lombardia. Zitti, zitti, ma chi se l'aspettava, signori, che Davide Caparini, uno dei volti più noti della Lega, ti parlo della Lombardia, ma anche nazionale, proprio nella settimana di Sanremo uscisse con un video intitolato Non è colpa del Sardone, che sta impazzando su YouTube, su tutti i social. Oggi ne parla anche il Corriere nel panino milanese, vi trasmettiamo anche il video che sta mettendo il Corriere in pagina. Davide Caparini, ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Allora, beh, bravi voi che seguite queste cose. Io oggettivamente non ho avuto modo né tempo di guardare cosa hanno pubblicato, scritto, detto riguardo a questo dissing, che è una risposta ironica all'ennesimo tentativo di intimidire Silvia, ovviamente tutti tentativi che cadono nel vuoto per le sue battaglie di securitarie, di libertà, di parità dei diritti, insomma. E quindi ho voluto in questo testo, tra il serio e il faceto, stigmatizzare chi sfrutta anche la grande notorietà di Silvia per farsi un po' di pubblicità, perché poi spesso questo accade, no? Qualche malanza, qualche gruppo autore, non lo chiamo artista perché sarebbe un po' troppo, trap, che così sfrutta la notorietà di Silvia per catturare qualche like in più. Allora, diciamo prima di tutto che non sei tu che canti, perché molti ti stanno facendo i complimenti magari avessi questa voce qua, cavolo che avrei fatto politica. Io ti ho fatto la domanda stupida dicendo ma chi è che canta, e tu mi hai risposto con una sigla e ci ho messo qualche secondo a capire, praticamente non è nessuno, è l'intelligenza artificiale. Sì, infatti supplisco questa mia grandissima carenza, è sempre stato un mio cruccio, magari sono intonato, però non ho una bella voce. Però suoni anche bene. Sì, beh, oddio, bene lo facciamo dire che viene a ascoltare la mia band quando suoniamo nei locali. Sì, sono un chitarrista, quindi vabbè, so anche compulsare il computer, quindi nel tempo mi sono impratitito con tracce, beat e quant'altro, che ovviamente nell'era del digitale consente di fare delle cose meravigliose senza passare dallo studio. E appunto per supplire a questa mia deficienza canora ho pensato bene, visto che siamo nella settimana di Sanremo, di sfruttare la rete proprio per trovare con l'intelligenza artificiale un cantante adatto. Dopodiché con questa traccia sto facendo scouting nel tentativo di trovare invece qualcuno che abbia voglia realmente di dare una voce umana a questa canzone, così la potremo anche pubblicare non solo in rete, ma se vogliamo anche dargli la dignità di traccia, oltre ad avere un autore, ovvero io, anche artistica, quindi degli esecutori
umani. Allora, noi facciamo l'appello. Intanto chiedo di andare in onda proprio il video che abbiamo già mandato negli scorsi giorni da YouTube, perché questa canzone ha anche un bellissimo video. Bellissimo, insomma, adesso non esageriamo. Non esageriamo, ci sono io, quindi è possibile, cioè, se è un ossimoro. Diciamo che è coraggioso, c'è Davide Caparini che passeggia. È bellissimo, non posso stare nella stessa frase. Davide Caparini che passeggia in via Padova, quindi un video coraggioso con una chitarra a tracolla. Abbiamo scelto via Padova. Allora, tutto questo poi è nato c'è il lavoro di 2 notti, perché essendo fine settimana Silvia poco apprezza se sto al cellulare, quindi ho dovuto lavorare al computer, quindi ho dovuto lavorare la notte sul testo e sulle tracce, e poi la domenica abbiamo detto vabbè, sai cosa facciamo? La canzone è venuta bene, discretamente bene, allora facciamo un bel video che parte proprio dal luogo dove questo ultimo trapper aveva girato il suo video, lanciando il suo brano in cui ancorava mia moglie, quindi come dire, potete immaginare il giramento di coglioni del sottoscritto in materia, e appunto siamo partiti da lì e ci siamo fatti via Padova, che è un simbolo di una città che sta radicalmente cambiando, una di quelle vie che purtroppo l'amministrazione, l'inetta amministrazione di Milano ha deciso di trasformare in un ghetto, perché ormai ci sono 4 moschee nel raggio di pochi chilometri, e alcune non autorizzate, altre non autorizzate di realizzazione, e contro cui ovviamente i cittadini di quella via si stanno ribellando, perché vorrebbe dire veramente scegliere, imprimere una visione di una città che non è quella che noi vogliamo. Infatti mi ha colpito tantissimo una delle ultime volte in cui Silvia, avendo denunciato poi anche i casi di spaccio proprio in quella via, era stata avvicinata da immigrati, non so se di prima, seconda, terza generazione, poco importa, che l'hanno abbracciata e hanno detto continua a combattere per noi, siamo persone per bene, e non è questa la città che abbiamo scelto in cui vivere e crescere i nostri figli. Quindi per quello che ho voluto mettere la frase più significativa in questo brano, ovvero non è una questione di religione, ma l'immigrato per bene sta con la Sardegna. Signori, poi è chiaro, ognuno di voi la pensa come vuole, ma è una canzone che scatta una fotografia di un momento importante per la città di Milano, anche perché si sta decidendo chi potrebbe essere candidato nel centro-sinistra, ma soprattutto nel centro-destra, a diventare sindaco di Milano. Si sta decidendo, ma non si decide, e bisogna essere il più veloci possibili, perché c'è la possibilità di cambiare. Assolutamente. Allora, chi governa la città è sicuramente importante. L'appello però va fatto, secondo me, a tutti coloro che oggi sono impegnati a vario titolo in politica. Siamo a un punto di non ritorno. Dobbiamo decidere cosa vogliamo essere e come vogliamo trasformarci, nel senso che è evidente che, come in tutte le cose, a maggior ragione nel corpo sociale contano i numeri, e quindi gli italiani non fanno più figli. Questo lo so, ormai ho iniziato a fare politica sentendomi di questo ritornello, e probabilmente concluderò la mia carriera politica risentendo, anzi vedendo peggiorare ulteriormente la situazione, e c'è in corso una vera e propria sostituzione del corpo sociale nelle nostre città. Ora dobbiamo decidere quale modello noi vogliamo essere e dove vogliamo arrivare. Quindi
ci deve essere una forte identità di comunità, un riferimento valoriale. Se non c'è quella roba lì, ovviamente poi una città, le nostre periferie, perché non è solo il problema di Milano, diventeranno la somma di tante diverse etnie, corpi sociali, ghetti, e tenere insieme il tutto sarà assolutamente un compito improbo, arduo, io credo impossibile. Quindi dobbiamo decidere. Questa cosa qua aspetta ovviamente in primis la politica. Con la Bossi-Fini, e chiudo che non voglio farvi un pippone, siamo partiti da una canzone, quindi ci mancherebbe. Però con la Bossi-Fini noi avevamo tracciato una strada che era quella di decidere con quali paesi allearci per creare dei flussi migratori. A colpi di sentenze quella legge è stata praticamente smantellata e ha lasciato un vuoto per cui a riempirlo sono stati i barconi provenienti dall'Africa. Io credo che uno Stato moderno debba essere in primis in grado di decidere i flussi, di decidere come sarà formata la futura comunità, e non essere un fuscello al vento che si fa sbattere dal meteo. Noi siamo quella roba lì. Quando non c'è brutto tempo ci sono gli sbarchi, e quando invece il tempo cambia, la condizione cambia. Non può essere la politica migratoria decisa dal meteo. Assolutamente, ti tengo ancora per un minuto. Davide Caparini, consigliere regionale della Lega, assessore della Lega in Regione Lombardia. La canzone che si trova su tutti i siti, ma soprattutto su YouTube, Non è colpa della Sardone. Ti tengo un minuto perché io sono curioso di sapere, ma che cosa ha detto Silvia Sardone quando è uscita questa canzone? Glielo chiediamo direttamente a lei, l'abbiamo al telefono. Silvia Sardone! Ciao, adesso ho capito perché non mi rispondeva Davide, era con voi. Ho fatto a chiamarlo, mi rispondeva. Ciao Silvia che è a Strasburgo. Silvia, racconta, che faccia hai fatto con questo video? Sei stata preparata prima? Sei stata tu a filmare Davide che passeggiava in via Padova? No, io l'ho saputo, l'ho sentita per la prima volta la mattina, perché lui l'ha fatta di notte praticamente, e poi dopo nel pomeriggio in mezz'ora ha fatto il video, quindi non pioveva, quindi il video l'ho visto una volta finito e l'ho trovato simpatico, insomma, un bel gesto d'amore. Un bel gesto d'amore, Davide. Ma è dolcissima, mia moglie è dolcissima. Non lo sappiamo. Davide Caparini, ti ringraziamo, ti lasciamo lavorare, teniamo la tua mogliettina con noi qualche minuto. Ciao Davide. Un abbraccio a tutti e un bacio a Silvia. Ciao. Grazie. Silvia Sardone, grazie per essere con noi. E allora, questa è una canzone in tua difesa fatta da Davide Caparini, però io non gliel'ho detto, ma è una canzone in difesa di tante persone che magari non hanno la tua presenza sui social, non sono famose come te, ma hanno le tue stesse problematiche. Cioè, in alcune zone d'Italia non si riesce più a vivere, non si può più andare avanti in questo modo. Abbiamo fatto l'esempio, stiamo trasmettendo ancora il video di Davide Caparini che gira per via Padova, abbiamo visto che soltanto lì dietro in via Esterle, dove c'è la sede della Lega, non passa notte che qualcuno non ci faccia qualche scherzo, la pipì o altri escrementi, eccetera. Ma le altre donne, signori, che vivono in queste periferie disagiate hanno, in piccolo chiaramente, i tuoi stessi problemi. Non sono minacciate di morte come succede a te, devo dire, da mesi, senza che nessuno faccia nulla, senza che tu abbia la minima solidarietà dalla sinistra. Vogliamo ricordarlo.
No, allora, facciamoci seri. Io non ho ricevuto nessuna parola di solidarietà, e non è che possono dire non lo sappiamo, nel senso che sono talmente costanti le minacce di morte, e soprattutto spesso diventano anche virali o sono comunque mediatiche. Non ho mai ricevuto nessuna parola di solidarietà. Io è una roba che trovo scandaloso, soprattutto per quelle che si definiscono femministe. Probabilmente se sei di destra sei meritevole di ricevere minacce di morte. Dopodiché il video di Davide e la canzone di Davide è chiaramente una canzone ironica e presa in giro nei confronti di questi trap, perché si sentono così liberi di fare quello che vogliono, che fanno un video nel quale dicono che mi sgozzeranno, che mi ammazzeranno, che vaffanculo la Sardone, eccetera eccetera, urlandolo anche a chiare lettere, senza che nessuno faccia niente. Allora tu capisci che io oramai sono migliaia le minacce di morte che ho ricevuto, in tutti i modi, scritte sui muri, messaggi, mail, adesso anche videoclip. Cioè, nessuno fa niente, ma questi in Egitto avrebbero mai potuto, dato che dicono sono egiziano in Italia, prendo ciò che mi serve, come per dire che quello che vogliono se lo prendono, eccetera, eccetera. Ma in Egitto avrebbero potuto mai fare un video così di minacce contro un politico? Che fine avrebbero fatto? Invece questi impunemente lo rilanciano, fanno cose. Allora, quella di Davide è stata, come posso dire, una risposta ironica, ma che in qualche modo dovrebbe farci riflettere su quello che sta succedendo nelle nostre periferie. Cioè in via Padova oramai non senti più parlare in italiano in alcune traverse. È questo il futuro che vogliamo del nostro paese? È veramente un futuro pieno di veli? Nel video che fa non si vede nemmeno una donna in via Padova il pomeriggio, se non 3 donne velate. Cioè una donna libera non c'è, al bar ci sono solo uomini, ed è un video, non è che è stato montato, cioè questo l'ha fatto in mezz'ora sto video. Vuol dire che se tu cammini in via Padova, quella è la realtà che vedi. Chiaro. È questo il futuro che vogliamo per il nostro paese? Io no. Senti, Poi per una volta tanto alla 1000ª minaccia di morte uno risponde, beh, anche naturale, anche un gesto, è un carino gesto d'amore sotto San Valentino, ma è chiaro che sia una cosa ironica quella di Davide. Tra l'altro devo dirti che non è neanche male come canzone, No. È migliore di tante altre. Molti ci scrivono che se andava a Sanremo probabilmente si faceva notare molto di più di altre, ecco. Senti, ma scherzi a parte, abbiamo ancora una manciata di minuti e stiamo ricevendo un fracco di messaggi per te, di solidarietà, di complimenti per entrambi, ma ricordiamo un attimo che cosa sta facendo Silvia Sardone che non piace a questi trapper magrebini, che cosa sta portando avanti la Lega, perché partendo da Milano, dalla Lombardia e da tutta Italia abbiamo sul piatto delle leggi in arrivo che effettivamente vogliono contrastare questa islamizzazione, passando da Monfalcone, dove vanno a scuola con il niqab e vengono riconosciute in una stanzetta apposita, Appunto, cioè noi stiamo facendo una battaglia contro l'imposizione del velo islamico, stiamo facendo una battaglia contro le baby gang, che oramai attanagliano le nostre periferie, e stiamo facendo anche delle battaglie sulla sicurezza, no? E quindi per esempio dove loro fanno questo video è dietro le loro spalle c'è un immobile che io ho denunciato più volte per lo spaccio di droga. Questo, diciamo, pseudo cantante, se vai a vedere sul suo profilo, ha fatto dei video dentro un locale che io ho denunciato più volte per spaccio di droga e per accoltellamenti, gente che spara in aria, e spesso anche a seguito delle mie denunce qualcuno viene arrestato. Allora è chiaro che quando loro dicono se tocchi la via la tua vita potrà finire, mi sembra palese il messaggio. Dopodiché noi con una bella canzone presa per il culo abbiamo risposto.
E signori, e niente di meglio che andarla a cercare, condividerla, passarla a parenti e amici. Non è colpa della Sardone di Davide Caparini. Silvia, sempre un piacere averti con noi. Buon lavoro. Grazie, vado a votare. Ciao Grazie. ragazzi. Ciao, ciao. Europarlamentare della Lega, la più votata donna della Lega al suo secondo mandato. Qui Sammy Varin, sì, sto per andarmene certamente, ma c'ho una marea di messaggi che sono arrivati per salutare e ringraziare del suo lavoro Silvia Sardone. Stasera Silvia Sardone a Desio, Monza Brianza, l'aspettiamo con affetto e tanta solidarietà, appena ricevuto. Senza dubbio Silvia Sardone sindaco, è l'unica con le palle, anche se donna, potrebbe cambiare la città in meglio, ci scrive Gianluca da Carnate. Ancora WhatsApp al 3406709 ottima canzone, mettila più spesso, di al tuo ospite che se canta Gali può sicuramente cantare anche lui. Questa è una battutona, veramente, veramente. Mamma mia, quanti WhatsApp di solidarietà per Silvia Sardone, chi la vuole sindaca, ma soprattutto chi vuole portare avanti questa controinformazione. Ripeto, la controinformazione che potete fare, la più potente, è proprio quella di cercare su YouTube la canzone Non è colpa della Sardone, si intitola così, Davide Caparini, e condividerla a parenti e amici, soprattutto quelli di sinistra, i ben pensanti che dicono che noi siamo esagerati, hai capito? Devo dire che l'effetto lo fa anche perché il pezzo non è moscettino, l'avete sentito, è veramente potente. Noi penso che siamo l'unica, speriamo non l'ultima radio a trasmetterlo. Ancora qualche whatsappino? C'è Conti che scherza sulla sua abbronzatura. Sai perché? Perché è un viso pallido, caro Sammy. Ma se Conti è viso pallido, io sono magrolino e filiforme, ma per favore, sempre abbronzato Conti, ma è bello diversamente bianco, se vuole, abbronzatino. Ci fermiamo, d'accordo, ci fermiamo. Sì. Saluti a Disma da Barletta che quando ascolta la mia rassegna stampa mette su Radio 24. Non è vero, perché se mi sai dire quello di cui ho parlato, vuol dire che non metti su Radio. Oh, siete dei pallisti veramente grandi. Allora sapete che vi dico? Cercate la rassegna stampa di Sammy Varin, ormai è quasi mezzogiorno, certo, se vi siete persi quella di oggi, cercatela sul sito radiolibertà.net, cliccate podcast e lì ci sono tutte le trasmissioni di Radio Libertà, vi scaricate la rassegna stampa e scoprite che non è proprio una vera e propria rassegna stampa, ma è qualcosa di molto diverso, è uno spettacolo, diciamo così, che avvicina anche coloro che hanno sempre odiato le rassegne stampa. Una così non l'hanno mai sentita. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ma c'è un terzo tempo di tutto. Io ritorno tra 10 minuti.